Anticipo al venerdì per il defender Giovinazzo che cerca la terza vittoria casalinga contro una Lazio che invece 3 vittorie le ha collezionate nelle ultime 3 uscite. La palla dalle parti di Tanche, bravo in uscita bassa Fionchetti. Lupi, bella palla in avanti per Dominguez, suolata magnifica di Dominguez che sblocca il risultato. Lazio avanti 1-0. Menini alla battuta, cerca Di Fonso, si coordina, traversa e il pallone che viene sputato fuori dalla porta di Fionchetti. Paolini si gira e il palo interno di Paolini è andato vicinissimo al raddoppio. Luca Stanche si gira, pressione di Lupi, bella l'apertura per Marolla, il tiro e la palla nell'angolino più lontano, supera Fionchetti. Francesco Pio Marolla per l'1-1 del Giovinazzo. Caiche ancora per Gilbert Nardacchione, trova la risposta prontissima di Lanotte. Pressione alta da parte della Lazio, ovviamente a cercare di non farsi schiacciare nella propria di metà campo. Lupi recupera palla e beffa tutto e tutti. Jacopo Lupi per il nuovo vantaggio Lazio 1-2. Tanche non arriva sul pallone, contropiede di Caiche che da centrocampo mette dentro la rete del 3-1. Lazio avanti con un +2 a 3 minuti e 11 dall'intervallo. Tanche cerca e trova la via del 4-1. Dario Sebastian Nardacchione, un cecchino. Poi arriva la chiusura di Tanche, di Benedetto, altro errore dal Lago, traversa, palla sulla linea e fuori. Potrebbe essere l'ultimo tentativo di questa prima frazione di gioco. Palla profonda che va sul palo. Palumbo, palla in mezzo e in qualche maniera arriva alla rete del 4-2, accorcia le distanze dopo 1 minuto e 15 secondi dall'avvio della ripresa il Giovinazzo. Pilloni cerca Paolini, per pochissimi centimetri non arriva la spizzata. Ancora Di Benedetto, incoccia il palo esterno con un diagonale di prima intenzione. Ancora Di Fonso, palo esterno! Il secondo consecutivo colpito in pochissimo tempo dal defender Giovinazzo. Chiude bene la diagonale di Benedetto, Fanfulla si gira, il tentativo, palo interno clamoroso di Fanfulla. Pallone è tutto solo, determinante Di Fonso. Di Benedetto, apertura per Menini, in mezzo per Di Fonso, Gustavo Menini. 4-3 defender Giovinazzo a 7:15 dalla fine. Fanfulla, pressione di Lupi, si torna indietro. Di Fonso, Tanche, palla in mezzo e poi arriva ancora Di Benedetto che la mette fuori dopo un incredibile liscio da 0 metri di Fanfulla. Che cosa si è divorato il Giovinazzo? Arriva l'espulsione per Fanfulla. Abbiamo visto Nardacchione esultare. Tanche perde palla e Nardacchione può depositare nella porta sguarnita la rete che vale il 5-3 della Lazio. Nella confusione generale arriva il suono della sirena per la Lazio e la 4ª vittoria consecutiva in questo campionato dopo il 5-3 al Pala Panzini ai danni del defender Giovinazzo.